E ora parliamo di Dodore Meloni, che questa mattina era in tribunale per l'udienza del ricorso contro la Regione che ha bocciato il suo referendum, e un Meloni in gran forma. Oggi ha annunciato anche la sua discesa in campo per le regionali. Tutto questo nel servizio firmato da Birocchi. Questo è stato un procedimento di natura cautelare d'urgenza. L'udienza odierna oggi 14 agosto è stata fissata proprio per l'urgenza della materia e anche il giudice provvederà tra breve. Prosegue speditamente l'iter del ricorso contro la bocciatura da parte della Regione del referendum sull'indipendenza della Sardegna. Nell'udienza di stamane in tribunale a Cagliari si sono costituiti Regione Autonoma e Consiglio regionale, mentre ha chiesto di essere chiamato fuori l'ufficio regionale del referendum che aveva dichiarato l'inammissibilità della consultazione popolare. Nessuno si sta assumendo le responsabilità, hanno paura, sono terrorizzati. A me personalmente mi fa piacere tutto questo che stia accadendo, perché se non ci vogliono addirittura far votare in un semplice referendum consultivo, da questo momento io annuncio a tutti i sardi che alle regionali il comitato referendario trasversale sarà presente e chiederà ai sardi di pronunciarsi sull'indipendenza votando il comitato referendario. Basta che noi sardi, per diritto internazionale, raggiungiamo nel Consiglio regionale il 51% dei suffragi, dichiariamo l'indipendenza in forma unilaterale. L'Italia a questo punto deve solo trattare con noi. Perché? Perché tutte le leggi internazionali ci tutelano. Chiameremo i caschi blu per farci tutelare, per cui non è difficile, è semplicemente se noi vogliamo, tutto qua. Dateci il voto per l'indipendenza, perché dall'indomani delle elezioni la Sardegna cambia da così a così.